La macchina ci serve, è utile ed è anche un piacere. Quando si sceglie spesso dipende dal mestiere. Station wagon o berlina, rosso blu ministeriale. L'importante è che tutti ce la devono invidiare. C'è chi sceglie il monovolume con i cerchi in lega ai vetri neri per farsi un po' notare. La macchina è come un vestito, passa subito di moda. Si esigono gli accessori, il lettore MP3 e il navigatore satellitare che ti dice dove andare. Ma non sarebbe meglio scegliere il litorale? Alcune auto sono precoci ora, sono piccole ma vanno a più di 200 all'ora. I ragazzi ne vanno matti, sprigionando centinaia di cavalli per schiantarsi come sciacalli. C'è anche il minestrone, chiamato pure SUV, è grande e imponente per impressionare la gente. C'è chi sceglie la cupa e lucida e slanciata per essere ammirata, per essere ammirata, per essere ammirata. Ma nessuno pensa mai che si tratta di un mezzo di trasporto, perché è vivo e perché è morto. La moda e il consumismo ci fanno perdere la testa. L'altro giorno sono entrato in una vecchia abitazione. C'era un accessorio, piccolo, umile e timido. Era un cesso. Ieri sono entrato in una villa, anche lì c'era l'accessorio, grandissimo, lussuoso e spavaldo. Era un eccesso. Perché ci sono i cessi e gli eccessi? Chissà, forse un giorno avremo tutti un bagno normale. Non ci saranno né poveri né ricchi, né elemosinanti e neanche poteri esorbitanti.